Allora, siamo qua con Giuseppe Scarlata, stiamo parlando di un problema fondamentale della Sicilia, la zootecnia. Allora, la zootecnia in Sicilia, ieri abbiamo avuto un incontro con un gruppo di ragazzi che voleva nuovamente riprendere l'istituto zooprofilattico dove si facevano prima le ricerche per gli incrementi, i ippici per gli incrementi sulla zootecnia, tori da monte e cose così. Noi sinceramente siamo stati chiari come è nostra consuetudine esserlo. Se noi dobbiamo parlare una lingua del politichese, non è una lingua che ci affascina e noi non siamo qua per prendere per il culo la gente. L'Istituto Zooprofilattico in Sicilia o tutte le attività inerenti al settore zootecnico vanno riprese con serietà, non per foraggiare esclusivamente enti inutili di cui l'allevatore è oggetto per giustificare l'inutile esistenza di una serie di enti. Allora noi non sottostiamo a questo tipo di gioco, non facciamo promesse inutili a queste persone qua. Se questa gente capisce che il loro posto di lavoro all'esterno porta vantaggio a chi opera nel settore della zootecnia, noi siamo con i forestali, siamo con quelli dell'Istituto Zooprofilattico, siamo per il ripristino di chi lavora negli enti e vuole garantire il pane ai propri figli. Però se ancora dobbiamo cercare di foraggiare questo tipo di enti solo per dare gli stipendi a un sistema clientelare, il Movimento del Persone non gli interessa nemmeno andare a chiedere i voti a questa gente qua. La politica li ha presi in giro per 20 anni, continuano ancora nuovamente a farsi prendere in giro dalla classe politica. Noi facciamo altro. Va bene, zootecnia, ma c'è anche il settore agricolo che... Ma vedi, la zootecnia e il settore agricolo, noi dobbiamo capire un passaggio fondamentale. Se capiamo il passaggio fondamentale perché in Sicilia si sono susseguite alcune cose, noi riusciamo a capire come poterci rapportare e come poter affrontare il problema. Allora, il problema della Sicilia nasce da Germania e Francia, le due potenze europee. Una si voleva e è riuscita ad accaparrarsi la produzione del latte, una è riuscita ad accaparrarsi la produzione della carne, mandando completamente fuori piazza quelli che erano gli allevamenti italiani, principalmente quelli del meridione, inventando tutta una serie di malattie brucellose, dove hanno speso un sacco di milioni di euro per distruggere esclusivamente i nostri allevamenti. La regione siciliana ha lo stesso numero di veterinari assunti che ha la Francia, con una zootecnia che è nemmeno una centesima parte di quella francese. Allora, per giustificare tutto questo apparato c'è stato un accanimento sugli allevamenti, distruggendo a dato di fatto la zootecnia, mettendo il vessillo della salute dell'uomo al centro, che non gliene è mai fregato niente, perché noi subiamo e noi mangiamo i prodotti che vengono dalla Germania, la mozzarella blu e tutta una serie di cose. Allora, davanti a tutto questo sistema noi dobbiamo riappropriarci delle nostre produzioni. Le nostre produzioni, i prodotti tipici, non è mai morto nessuno se la mosca andava a posarsi sul pezzo di formaggio, nessuno mai è morto, però i prodotti che escono dall'industria, se c'è un qualcosa che non funziona nella trasformazione, con gli acidi, con i conservanti, quello uccide le persone, quelli fanno venire il cancro. Allora noi dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo riappropriarci delle nostre produzioni, il difficile in tutta questa fase è solo uno, manca praticamente è saltata una classe, manca la manovalanza in agricoltura e nella zootecnia, perché è saltata una classe sociale. Noi, i nostri padri, io faccio parte dell'ultima generazione, come assieme a tanti altri, che sappiamo ancora fare il formaggio alla ricotta in modo artigianale, dopo di noi non ci sarà più nessuno. Allora noi abbiamo ricevuto dai nostri, ma non possiamo lasciare più niente né come cultura né come ambiente, non possiamo lasciare più niente a chi viene dopo di noi. Allora qua dobbiamo prendere coscienza, lasciamo tutti gli schieramenti simpatizzanti, perché noi da buon popolo pallonaro, dico io, siamo abituati a tifare per una squadra o per un altro, ci hanno fatto intendere la politica che si faceva in quel modo, tifando per l'uno o per un altro. Non è così, non si fa così politica, la politica si fa con l'onestà intellettuale, di sapere dire che se anche la proposta positiva viene dall'opposizione, avallare quella proposta positiva.
Questo è il movimento del Folcore. Credo che anche con Fronte Nazionale ci siano gli stessi obiettivi su questa linea politica. Poi qualcuno ci dice che siamo più o meno colti, meno colti, sbagliamo i congiuntivi. Sono cazzate, sono fesserie. La politica si fa con gente intellettualmente onesta. Poi ci sono i tecnici, il tecnico fa e sviluppa quello che vuole il politico. Poi noi dobbiamo dire una cosa che non lo dicono mai, noi pensiamo in siciliano, noi abbiamo una cultura siciliana e dobbiamo tradurre in un'altra lingua che è l'italiano quello che noi pensiamo. E questo è gravissimo per un popolo, perché ci hanno tolto la lingua e noi non possiamo più pensare nella nostra lingua, dobbiamo tradurre tutto in un'altra lingua. Io ricordo che quando ero bambino che andavo a scuola, allora le maestre non davano qualche scappellotto, io prendevo scappellotti perché parlavo in siciliano. Allora non è così, non può essere così. Noi non possiamo rinunciare alla nostra identità, non possiamo rinunciare. Che poi dobbiamo essere in una società che deve parlare l'italiano, si deve confrontare con l'inglese, ci sta bene la cultura, ci sta bene il tutto, però le nostre origini, le nostre tradizioni, noi vogliamo portare il popolo, la civiltà popolare all'interno del palazzo, che non c'è più. Grazie Scarlata, ci vediamo il 28 di ottobre nei seggi elettorali. Speriamo che i siciliani riescano a capire il messaggio.